Maledetta crisi, la carestia economica adesso fa davvero paura. In terra veneta la semina degli investimenti è diventata difficile se non impossibile, tanto più che manca l'acqua del credito per irrigare i campi. Gli imprenditori piangono, il tessuto economico è logoro. Secondo un'indagine condotta da Artigianfidi e Api Veneto, il 66% delle piccole aziende ha difficoltà di accesso al credito, come dire che in tempo di crisi manca l'ossigeno. A noi preoccupa di più sostanzialmente il livello di difficoltà che hanno nei rapporti con la banca la gran parte delle imprese. Se avete visto il campione, qua più della metà delle imprese che non sono assistite dai confidi e quindi che in qualche modo sono protette nel rapporto con la banca, manifestano difficoltà nell'ottenimento del credito. Questo è un elemento allarmante. Il 56% delle aziende denuncia la difficoltà di approvvigionarsi alle fonti finanziarie necessarie per continuare la propria attività, mentre il 25% segnala revoche o mancati rinnovi degli affidamenti, che equivale all'anticamera della chiusura. Il problema grosso è nostro che fino a qualche anno fa, quando un imprenditore aveva un immobile suo, lo dava a garanzia. Adesso non viene più accettato neanche questo del sistema bancario, perché vengono talmente declassati come valore che non è più un bene esigibile neanche per la banca. E mentre il 58% degli imprenditori del nord-est dichiara di avere una modesta o addirittura nessuna fiducia verso le banche, il 2013 si candida ad essere l'anno nero della crisi, con Vicenza e Treviso, ex punte di diamante dell'economia veneta, oggi simboli della decadenza. Sia Vicenza che Treviso stanno attraversando un momento di particolare difficoltà perché erano quelle dove si era sviluppato maggiormente l'attività manifatturiera, che è quella tra l'altro che ha sempre sostenuto la nostra economia e che è necessario a nostro avviso anche rilanciare. Eppure, persino oggi ci sono piccoli segnali di ripresa. Le aziende che hanno saputo riorganizzarsi e trovare nuovi assetti riescono ad andare avanti, soprattutto nei settori della meccanica e del manifatturiero, che hanno più rapporti con l'export. Per il resto, mentre le banche chiudono i bilanci in attivo, le imprese affondano tra le onde alte della crisi. Ovviamente il periodo è il peggiore nella nostra storia, io non è un anno che sono imprenditore, sì che ho vissuto anche dei momenti brutti, ma mai come questo momento.